E a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Siamo a martedì 27 maggio e vediamo cosa ci raccontano gli stupendi quotidiani di oggi. A partire dal quotidiano La Padania, il Salva Lega con la foto di Matteo Salvini, il Carroccio è il quarto partito con il 6,16%, commenta Salvini, risultato straordinario, adesso facciamo ripartire un altro centrodestra. Se Berlusconi vuole il dialogo, non si metta nello stesso gruppo della Merkel e venga a firmare per i nostri 6 referendum, dice Salvini. Tutti i risultati del Carroccio con le preferenze dei candidati più votati e Marine Le Pen che conquista la Francia. Gli anti-euro dilagano da Londra all'Olanda. Sulle amministrative a Padova, il capogruppo leghista al Senato Bitonci al ballottaggio contro la sinistra. A Bergamo Gori non sfonda, si va al secondo turno. Prima pagina del Corriere della Sera sulle prime mosse europee di Renzi. L'Italia ora è più forte, dice il Presidente del Consiglio. A Bruxelles deve contare. Colloqui telefonici di Renzi con Merkel, Hollande e Cameron sulle nomine per la nuova Commissione. Il commento di Angelo Panebianco sul successo di Renzi, un'analisi critica, poi vedremo in che senso. Il pezzo di Antonio Polito, il commento ulteriore sulla vittoria di Renzi, come la democrazia cristiana del 58 di Fanfani, ma il partito corre un rischio, quello di essere affidato a un uomo solo. E il commento di Pierluigi Battista invece sul centro-destra, troppi frammenti senza un collante, ma in prima pagina c'è anche il punto di vista di Dario Di Vico sulla Lega che inverte la tendenza e torna in pista al nord. Il nord conteso dai due Matteo, Salvini-Renzi. Corsa alla pace con il ceto medio, la questione settentrionale dopo il federalismo. Anche questo lo vediamo dopo, se ci avanza tempo. Mentre a centropagina il Corriere si occupa delle elezioni amministrative, al PD anche il voto amministrativo, Piemonte, Abruzzo e Comuni, da 15 a 30 intanto le donne elette per Strasburgo. Simona Bonafè la più votata in assoluto. Intervista di Aldo Cazzullo a Walter Veltroni, il mio sogno realizzato da Matteo Renzi che ha la cattiveria che non ho saputo avere. S'affaccia in prima pagina sul Corriere anche il Papa col viaggio in Terra Santa e le frasi di ritorno sull'aereo di ritorno ai giornalisti. Possibili altri papi emeriti, annuncia il Papa numero 1. Gli abusi sui bambini come una messa nera, dice ancora Papa Francesco. Rispettiamoci e amiamoci, mai più tragedie come la Shoah. Non possiamo limitarci a rimanere chiusi nelle nostre convinzioni. Intanto il voto per l'Europa, scrive il Corriere in prima pagina di cronaca Milano-Lombardia, scuote il Comune di Milano e la Regione Lombardia. Dice Pisapia, premiato il nostro lavoro, nel centrodestra parte la sfida per il 2016 per la guida del Comune di Milano. Il Partito Democratico in pressione su Maroni per la giunta di Palazzo Lombardia, ma il governatore Maroni dice il riscatto del Carroccio comincia da qui. Secondo Paolo Del Debbio, già assessore nella prima giunta di Albertini a Milano, ideologo della prima Forza Italia, ora conduttore televisivo su Rete 4, quinta colonna, Forza Italia ha sbagliato la campagna elettorale puntando sulla tesi del complotto. E ormai va rottamata, dice Del Debbio. Salvini è un leader, Maroni no. Berlusconi ha sbagliato, è stato mal consigliato, dice ancora Del Debbio. Curiosità, a Cesano Boscone, alla Sacra Famiglia, dove viene recuperato alla società Silvio Berlusconi, 0 voti a Forza Italia. Nel collegio dove votano gli ospiti della Sacra Famiglia, dove dal 9 maggio Berlusconi si occupa 4 ore alla settimana degli anziani malati di Alzheimer, Forza Italia non ha avuto nessun voto. Altra curiosità, ad Arconate, feudo del vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla salute Mario Mantovani, la nipote di Mario Mantovani è stata sconfitta. Mantovani sconfitto dopo 13 anni. Da ieri Mantovani, il signore di Arconate, niente meno, che ha fatto carriera in Forza Italia, non ha più il suo feudo. È finito il feudalesimo. Fino al 28 febbraio non aveva avversari, troppo forte, attuale vice del governatore Maroni al Pirellone, assessore alla sanità, plenipotenziario in Lombardia di Berlusconi. Negli ultimi 3 mesi i cittadini di Arconate, guidati da Andrea Colombo, si sono organizzati in una lista civica sostenuta dal PD. Dopo essere stato seduto sulla poltrona di sindaco dal 2001, Mantovani ha perso la competizione. Ce ne rammarichiamo tutti, mentre nella cronaca milanese del Giornale s'affaccia la valutazione generale su Milano che rottama Grillo
e il Partito Democratico sta rottamando Pisapia, mentre, tornando al Corriere, Salvini prenota la candidatura a sindaco, ma Lupi frena. Lupi ha preso 8.800 preferenze in città a Milano contro le 19.177 raccolte da Salvini. Nell'intera circoscrizione 223.000 le preferenze raccolte da Salvini, 380.000 e passa in tutta Italia, nelle 5 circoscrizioni. Lupi invece nella circoscrizione nord-ovest ha raggranellato 181.000 preferenze contro le 223.000 di Salvini. Milano rottama Grillo e il PD Pisapia, titola dicevamo il giornale, gli effetti del voto europeo si abbattono su comune e regione, a sinistra la resa dei conti, Salvini record, ora sogna Palazzo Marino, ma Toti lo batte a Milano. Toti, dirà qualcuno, Toti chi? Toti lui. Curiosità sempre dalla cronaca milanese del giornale, bimbi grassi in periferia, magri in centro, e la ricerca della statale sugli stili di vita diversi. La cattiva alimentazione penalizza le famiglie che non vivono nel centro di Milano. Andiamo alla Stampa di Torino, Renzi raddoppia e rilancia le riforme prima dell'estate, voglio essere il presidente di tutti, dice il presidente del Consiglio, e il PD a valanga anche alle amministrative. In Francia annuncia il presidente socialista Hollande: cambierò l'Europa, non mettetevi a ridere. Merkel promette ora la crescita. E intanto 2 frasi incorniciano il titolo della Stampa di oggi, quella di Matteo Renzi: l'Italia c'è e non si rassegna, la speranza ha avuto il doppio dei voti della rabbia, adesso non ci sono più alibi per fermare le riforme, governeremo fino al 2018. L'altra frase è quella di Beppe Grillo: questa Italia è formata da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare un po' ai loro nipoti e ai loro figli, ma preferiscono stare così, ha detto Beppe Grillo, perlomeno ciò riporta in sintesi la Stampa. Italiani venduti per 80 euro, la rabbia sul web di cui racconta Mattia Feltri, e a Bruxelles super indennità, super stipendi. I grillini alla prova. Molleranno il quattrino o se lo terranno in saccoccia? Scrive Marco Zatterin. Ben 5 commenti in prima pagina, anzi 6, perché c'è anche la svolta in Piemonte, titola la Stampa, vince Chiamparino che annuncia il lavoro sarà la mia priorità, vittorie schiaccianti di Chiamparino in Piemonte e di Nardella a Firenze. Dopo i guai giudiziari che hanno decretato la fine della giunta guidata da Cota, l'ex sindaco di Torino Chiamparino prende il 47% dei voti, distanziando di 26 punti il grillino Bono. Andati a votare peraltro non in troppi. Distacco siderale anche in Abruzzo, dove vince D'Alfonso PD contro l'ex Chiodi, ex presidente di Forza Italia. La ricetta del sindaco dei sindaci e il commento su il Piemonte di Luigi Laspina. Poi c'è da segnalare il commento di Bill Emmott, già direttore dell'Economist, sull'affermazione in Gran Bretagna dello UKIP di Nigel Farage, dal pub un pugno in faccia all'establishment. Commento interessante che poi leggeremo, ma c'è anche il direttore della Stampa Mario Calabresi che ci ha raccontato Claudio Cerasa insieme a Cristian Rocca su il settimanale del Sole 24 Ore l'altra settimana. Mario Calabresi è il giornalista più vicino a Matteo Renzi in circolazione, è di casa a Palazzo Chigi, il direttore della Stampa. La vittoria sorprendente della Speranza è infatti il titolo del suo editoriale. La rabbia, la frustrazione, la protesta fanno rumore, si sentono, conquistano la nostra attenzione. Eravamo convinti che il voto italiano si sarebbe risolto in un testa a testa tra Renzi e Grillo, invece ha vinto la sorprendente Speranza, che ha un nome e un cognome: Matteo Renzi. Massimo Gramellini, autore del pezzo Come rubare i voti agli avversari, il teorema di Renzi che ha sconvolto le leggi della fisica politica italiana recita così: per trasformare una minoranza in maggioranza occorre togliere voti agli avversari. Capito, mi hai? E sempre in prima pagina sulla Stampa, la destra copi l'esempio del PD, scrive Giovanni Orsina, che da tempo collabora alla Stampa in virtù del suo libro su Berlusconi, berlusconologo e non solo. Destrologo, diciamo così, la destra copi l'esempio del Partito Democratico. Perché i sondaggi hanno fallito è invece il titolo dell'articolo firmato dal professor Luca Ricolfi, lo leggeremo dopo. La Repubblica mette in primo piano il PD che fa il pieno nelle regioni e nelle città, cioè alle amministrative, dopo
La grande vittoria alle europee, il riformismo diventa maggioranza, è il commento del direttore Ezio Mauro, Ilvo Diamanti, sociologo, si esercita anche lui sul PD, partito nazionale e personale e ovunque primo partito. Grillo prende il Malox, è un paese di pensionati, dice Beppe Grillo, che non vogliono cambiare. Intanto arrestato Clini, ex ministro dell'ambiente nel governo Monti, grazie a Monti e a Napolitano che hanno prestato alla politica un altro talento. Sui conti svizzeri dell'ex ministro Clini i soldi per l'Iraq, per la bonifica dei fiumi iracheni. Ma a molti suonava strano un ministro dell'ambiente filo nucleare, scrive Corrado Azzolino su Repubblica, convincimento ribadito con la tragedia di Fukushima ancora calda. Pro OGM, serenamente sì TAV, favorevole al ponte di Messina e alle grandi navi nella laguna di Venezia. Quindi sta bene che l'abbiano arrestato, ma non perché ha rubato i soldi, ma perché era filo nucleare. Pro OGM, serenamente sì TAV. Uno così andava arrestato. Il gran commis dell'ambiente e quei 30 anni di ombre e di potere, scrive Repubblica, che poi si occupa a fondo pagina anche dell'inchiesta sullo scandalo Cassa Risparmio Genova, Carige e i regali allo IOR, la Banca Vaticana. Tante promesse di trasparenza, ma poi alla fine vaticanamente e italicamente, perché le due cose spesso si congiungono, si abbracciano e vanno d'amore d'accordo. Tante promesse di trasparenza, ma non abbiamo ancora un nome tra quelli che hanno i conti misteriosi allo IOR, oppure tra quelli che hanno utilizzato i conti dei porporati dello IOR per fare operazioni misteriose. Si sa del povero solo Andreotti, del povero defunto Giulio Andreotti, che fece transitare una parte del tangentone Enimont sul suo conto alla Banca Vaticana. Ci sono però migliaia di altri soggetti che hanno fatto le stesse cose o altro, perché non si sa nulla. La promessa trasparenza è ancora una promessa. Anche il Papa chiese spiegazioni. Papa Francesco ha indagato su Carige, Cassa Risparmio Genova, e i suoi rapporti con la Banca del Vaticano, lo IOR. Le intercettazioni dell'inchiesta che ha portato agli arresti l'ex presidente Carige, Berneschi, confermano l'esistenza dell'asse bancario Genova-Vaticano nel nome del cardinale Bertone, che nasconde ancora molti segreti, scrive Repubblica in prima pagina con Giuseppe Filetto e Marco Preve. L'articolo volta a pagina 28. Dunque le intercettazioni rivelano un intreccio di rapporti tra l'istituto Carige, diretto dal vicepresidente nazionale dell'Associazione Banche Italiane Giovanni Berneschi, e la magistratura ligure, perché l'altro risvolto dell'inchiesta è che questi banchieri godevano anche del favore di alcuni magistrati, oltre che dei piaceri forniti dallo IOR di Bertone. C'avevamo dipendenti dentro 28 persone, figli, fratelli, padri o amanti di magistrati liguri, dice Ferdinando Menconi, ex amministratore delegato del comparto assicurativo della Cassa di Risparmio di Genova, anche lui ai domiciliari. La frase è significativa. C'avevamo dipendenti dentro 28 persone nella banca o nel settore comunque allargato della banca Carige. Avevano assunto in banca 28 persone, figli, fratelli, padri o amanti di magistrati liguri. 28, no pochi. In un'intercettazione dell'11 novembre 2013 racconta il verbale della Guardia di Finanza che Berneschi parla di Papa Francesco, che avrebbe chiamato i 3 vescovi del Ponente Ligure a Roma per chiarire la faccenda legata allo IOR. 2 giorni fa Berneschi, recita il verbale della Guardia di Finanza, dice di avere ricevuto Monsignor Luigi Molinari, il quale per conto di Bagnasco, cardinale di Genova, presidente della CEI, voleva sapere cos'era successo tra la Fondazione Carige e la Banca Vaticana, lo IOR. Si tratta dell'operazione del 2010 voluta dal presidente della Fondazione Carige Repetto, nemico giurato di Berneschi, costui arrestato. In pratica 100 milioni di euro, cosa volete che siano, di obbligazioni acquistate dalla Banca Vaticana, che però non si trasformarono in azioni come preventivato e vennero poco dopo rilevate dalla Fondazione Carige, la quale peraltro non incassò i diritti, visto che aveva deliberato di metterli a disposizione dello IOR. Berneschi si confida con l'attuale vicepresidente della Fondazione, Rommelli. Lo IOR, dice Berneschi, non puoi regalare da 7 a 9 milioni al Papa. No, non c'entra il Papa, a Bertone. Mi segui? Sull'operazione il Ministero delle Finanze ha chiesto chiarimenti anche alla luce di elargizioni nel 2008 e nel 2010
della Fondazione Cassa Risparmio Genova ad ambienti vicini al cardinale Tarcisio Bertone, 300.000 euro alla Lux Vide di Ettore Bernabei, parente anche del celebrato Giovanni Minoli, ora giornalista di Radio 24, per i DVD della fiction La Bibbia, e 90.000 euro per le stole dei vescovi. Dal sacro al profano, le relazioni proibite tra il potente banchiere e i magistrati liguri. Hanno assunto 28 persone, figli, fratelli, padri e amanti di magistrati liguri in banca, cosicché si garantivano il fatto che le indagini non le facevano, se lo sono garantiti per tanti anni. Le relazioni dunque tra i vertici della Carige di Genova e i magistrati liguri incorruttibili. L'episodio più inquietante è quello che riguarda La Spezia, scrive Repubblica. Berneschi utilizza l'avvocato Andrea Baldini, ex consigliere Carige, affinché si interessi di una querela presentata contro Berneschi stesso da un imprenditore della Val di Magra, Giampaolo Poli. Il legale lo aggiorna. Sono andato a parlare con Caporuscio, Maurizio, procuratore capo, e gli ho detto: guarda, vengo qua per un amico carissimo che è Giovanni Berneschi. Vediamo subito. Ha aperto il computer, ha detto sì, la pratica è qua, dice il magistrato, procuratore capo. È nelle mani di, segue il nome di un pubblico ministero, quindi è riservatissima, me l'ha data solo perché sono io, Capito? Baldini informerà successivamente Berneschi che è stata chiesta l'archiviazione e lui andrà dalla giudice, che tra l'altro è una gran figa. La moglie, il giudice Pasqualina Fortunato, tra l'altro è una gran F, lo dice naturalmente l'avvocato a Berneschi. La moglie, il giudice Pasqualina Fortunato, interviene nel colloquio spiegando che non è riuscita a convincere una segretaria a ottenere informazioni. E allora ha detto al marito, che è sempre un magistrato ovviamente: Andrea, va tu a parlare con Maurizio direttamente. Non è proprio genovese, insomma. Altro fronte imbarazzante è quello genovese, dove Menconi al telefono con un amico. Menconi è l'ex amministratore delegato del comparto assicurativo della banca guidata da Berneschi, arrestato. Menconi al telefono con un amico spera che l'attuale procuratore capo, Michele Di Lecce, vada presto in pensione e spiega che gli è stato detto da quello che procuratore lo è già stato 2 anni fa e adesso è vicecapo. Quasi tutti i sabati beviamo un caffè. Il riferimento è a Vincenzo Scolastico, unico ad aver ricoperto la funzione, il quale però nega categoricamente la frequentazione con i vertici di Banca Carige. Sembra invece millanteria il riferimento a un altro procuratore. Ma è più dettagliato il secolo XIX di Genova su queste relazioni con i magistrati. Secolo XIX di Genova, che tra l'altro mette in prima pagina il commento di Simone Regazzoni su Matteo Renzi, un nuovo Blair per la sinistra, ma anche la reazione in Francia di atleti di pelle nera contro Marine Le Pen. Gli atleti neri contro Le Pen, cambiamo paese. Myriam Soumaré, parigina, campionessa europea dei 200 metri, guida la rivolta degli atleti. Un francese su 4 non mi vuole e io me ne vado, dice la velocista di pelle nera, campionessa europea dei 200 metri piani a Barcellona nel 2010. Paese razzista, gli atleti neri in fuga dalla Francia. Ho dato tutto, dice la velocista, ma adesso un francese su 4 non mi vuole e me ne vado. Dalla pista d'atletica al calcio, i successi transalpini ottenuti grazie ad africani e antigliani, scrive. Il secolo XIX, la duecentista, già campionessa europea, è pronta a correre per la Mauritania. Altri atleti seguono il suo esempio. E intanto un professore di nazismo dalla Germania va a Strasburgo, scrive ancora il secolo XIX. Si tratta di Udo Voigt, il professore di nazismo. Il leader del partito neonazista NPD chiama la Germania Reich e vuole espellere dal paese tutti i turchi. Indottrinava i fascisti in Italia. Ora lo evitano anche gli estremisti ungheresi del partito Jobbik. Gli ungheresi di Jobbik, che fino a ieri erano considerati i nazisti dell'Europarlamento, hanno già detto che con lui non vogliono aver nulla a che fare perché sarebbe negativo per l'immagine di Jobbik. Troppo estremo perfino per quelli più estremi. Udo Voigt, primo autoproclamato nazista tedesco a conquistare un seggio a Strasburgo. Uno che andava preso sul serio già a 16 anni, quando si iscrisse all'NPD, il partito neonazista tedesco, dopo aver assistito a un comizio finito in rissa, se non addirittura il 14 aprile del 52, giorno della sua nascita, quando il padre si recò all'anagrafe per chiamarlo Udo.
significa dominatore dell'universo. In passato a regnare sulle stesse terre che ora vuol difendere da tutto e tutti ci sono stati 4 re teutonici con il suo nome, ma lui preferisce ispirarsi ad Adolf Hitler. Lasciamo anche il secolo XIX di Genova con uno sguardo però alla pagina riservata ai magistrati amici dei vertici della Banca Carige. Carige e lo scandalo delle talpe. È indagine su 4 giudici, chiamati in causa il vice procuratore di Genova e i procuratori capo di Spezia e Savona. Il dossier inviato a Torino. Nuove accuse dei pubblici ministeri, la banda agiva da almeno 10 anni. Il pubblico ministero dava carte segrete, con l'altro mi vedo al bar, dice Berneschi. Insomma, i magistrati erano amici nostri, o comunque ne avevamo di amici. Abbiamo assunto 28 persone, tra parenti, figli, amanti, padri di magistrati. Effetto Renzi titola invece l'Unità in prima pagina. Il Partito Democratico guida i socialisti europei, è il primo gruppo nel PSE, Partito Socialista Europeo, il PD è il primo gruppo. Grillo insulta gli elettori tutti pensionati, ma non si ritira come promesso. La grande occasione, il titolo del commento in prima pagina sull'Unità, ancora non firmato perché prosegue lo stato di agitazione dei giornalisti che, se non si risolvono le cose, culminerà in 2 giornate di sciopero il 6 e il 7 di giugno. Restiamo nelle edicole, scrivono i giornalisti del comitato di redazione dell'Unità, ma manteniamo alta la guardia sulla nostra avvertenza, la cui gravità non è certo cambiata. Lo sciopero delle firme proseguirà fino al 5 giugno. I soci della società che edita il giornale dovranno decidere sul futuro. Se non arriveranno risposte che garantiscono la vita della testata e i livelli occupazionali attuali, 2 giorni di sciopero, il 6 e il 7 giugno. Sempre dall'Unità, Grillo e il Vaffa, scelte suicide, commenta Michele Prospero, che essendo esterno si firma. Sugli incarichi dell'Unione Europea è battaglia aperta, il futuro assetto al vertice dell'Unione, si profila una grossa coalizione fra Partito Popolare e Partito Socialista, cioè i 2 gruppi principali. Si va verso la grossa coalizione europeista, cioè insieme socialisti e democristiani. In Piemonte, Abruzzo, Firenze, Prato, una valanga del PD nelle città e nelle regioni. Il commento poi di Paolo Borioni su quante Europe escono dalle urne. Ma vediamo anche Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che ospita in prima pagina il commento sulle elezioni europee del direttore Marco Tarquinio, un voto che vale davvero doppio. Ha vinto Matteo Renzi, sorprendentemente verissimo, giudizio e attese sono concordi, sorprendentemente carichi di esclamativi e di interrogativi. Ha vinto con più del 40% dei voti, Renzi, cioè come nessuno in Italia aveva più vinto dopo la fine dell'esperienza della democrazia cristiana e come nessun altro stavolta ha vinto nell'Europa che conta o che vuol tornare a contare. Renzi ha vinto da capo del governo mettendoci la faccia e mettendola su un progetto di cambiamento strutturale del sistema Italia, rinunciando a piazzare sulla scheda elettorale il proprio nome sopra quello del partito di cui è leader. Ha vinto su avversari che avevano portato all'estremo e oltre polemiche e invettive personali, senza andare lui mai al di là della battuta e della sferzata ironica. Ha vinto con una tale nettezza ribadita dai risultati delle elezioni regionali e comunali da far arrossire i sondaggisti e da far quasi dimenticare l'esercito dei non votanti, imponente, eloquente, incombente. Però ha vinto Renzi, sottolinea, per chi non l'avesse capito, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, garantendo al PD una capacità di presa e una dimensione tali che la somma dei consensi del secondo e terzo partito, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, non basta a eguagliare i voti del Partito Democratico, e anche questo non accadeva da decenni. Il distacco è talmente schiacciante da indurre Grillo a una sorniona gag farmaceutica da carosello sul mal di stomaco e da suggerire anche a Berlusconi toni responsabili da vecchio saggio. Tutto questo, argomenta il direttore di Avvenire, perché secondo un'antica, sempre efficace formula di successo, il Partito Democratico guidato da Renzi ha fatto l'impresa di sfondare al centro. Ne sa qualcosa anche l'alleato Angelino Alfano e soprattutto se ne sono resi conto gli amministratori di quel che non resta più del terzo polo a 2 cifre di Mario Monti.
Questa conquista è riuscita proprio nella prima tornata in cui il PD innalzava in modo aperto le insegne di sinistra del Partito Socialista Europeo e non sbandierava ai 420 il ritorno alla vocazione maggioritaria delle origini. Proprio così ha vinto Matteo Renzi, scrive Marco Tarquinio, perché si fosse svegliato oggi e non avesse capito che Renzi ha vinto Renzi, capito? Renzi ha vinto Matteo Renzi, e siccome ha vinto Matteo Renzi, Renzi Matteo ha vinto il Premier ha vinto, Renzi ha vinto le elezioni. Proprio così, ha vinto Matteo Renzi, scrive Marco Tarquinio, riformatore e rottamatore, uomo squadra e solista, liberal democratico e solidarista, istituzionale, irriverente, cattolico vero e irrequieto. Ha vinto col linguaggio e le scelte di un politico che si è fatto liquidatore di facce e miti della Seconda Repubblica e di quando in quando ha dimostrato di infischiarsene perfino del politicamente corretto pseudo-progressista. Ed è una vittoria forte, anche se tanti ancora non stanno sereni e non credono che sia lui la persona giusta per spegnere paure, rabbia, scoramenti e riaccenderli in forma di speranza, per archiviare schemi e metodi e blocchi che hanno fatto questo nostro paese brutto e ostile alle famiglie, ai giovani, ai poveri, ai capitani davvero coraggiosi, profit e non profit. Quel quasi 42% di renitenti al voto, vero primo partito d'Italia, lo dice con foga, e addirittura di più del 21% che il Movimento 5 Stelle ha raccolto tra coloro che alle urne invece sono andati. Un voto dal valore doppio. Un voto che Renzi ha vinto, scrive Marco Tarquinio, perché in effetti non era chiaro chi ha vinto le elezioni. E dunque è opportuno ripeterlo almeno 42 volte in 10 righe, che Renzi, tutto sommato, non solo ha vinto, ma ha vinto proprio forte, ha vinto, ma Renzi ha vinto, sottolinea il direttore di Avvenire, perché se qualcuno fosse lì a guardare i numeri, chiaro, deve essere chiaro che Renzi non è che ha vinto, ma vinto, e quindi ha vinto Renzi. Quindi Renzi ha vinto, ci informa il direttore di Avvenire, e il voto vale doppio. Un voto che non c'è dubbio, Renzi ha vinto, e che grazie a lui ha vinto tutto il PD, anche quello che lo sopporta appena, che vorrebbe frenarlo. È una vittoria cospicua e per un decisivo verso provvisoriamente, singolarmente fragile, perché il problema adesso per il PD, per Renzi, ma soprattutto per questo nostro paese, è capire se si tratta fino in fondo della stessa vittoria, se cioè il partito e il suo capo hanno davvero vinto insieme. È un dubbio che va sciolto rapidamente, scrive il direttore di Avvenire, ed è l'unico che pesa davvero. Del rapporto tra il Presidente del Consiglio e i partiti o movimenti alleati, interlocutori e avversari sappiamo già quasi tutto. E se fossero stati quei soggetti, NCD-UDC, unico alleato sopravvissuto al dilagare del PD renziano, o Forza Italia o SEL o la Lega o i parlamentari di Grillo e Casaleggio, ad avere una parola decisiva per l'oggi in Parlamento o per il domani quando ci sarà da tornare alle urne, qualunque osservatore avrebbe potuto valutare con buona approssimazione le possibilità della stagione della svolta buona di finire miseramente o di entrare sul serio nel vivo. Confesso che sto leggendo, ma questa frase qui non l'ho mica capita, per niente. Comunque, la partita vera, conclude il direttore di Avvenire, si gioca nel PD, in ciò che il premier segretario sa di dover fare, ragionando sulla via migliore e però tenendo soprattutto e saldamente fede alla promessa a cui più del 40% degli italiani ha stabilito di credere per non cedere a paura e rabbia, e in ciò che altri, tra i suoi compagni di strada, vorrebbero impedirgli o imporgli, anche a costo di commettere errori simili a quelli che sono così costati cari in Francia ai socialisti di Hollande. Renzi pare averlo chiaro e lo ha anche detto, caricandosi di tutto il peso. Dopo un giudizio elettorale così non si può e non si deve sbagliare. Qui convergono le attese, conclude Marco Tarquinio. Adesso Giulio Carnelli, che mi ha seguito con attenzione, fa il riassunto di quello che ha detto. No, non farlo, però lo devi fare per iscritto. Alla fine della rassegna stampa voglio il riassunto scritto dell'editoriale di Avvenire. Passiamo però al quotidiano nazionale con l'intervista al nemico di Renzi, Fassina, che dice: lo ammetto, è tutto merito di Renzi. Nel partito siamo minoranza, non opposizione, ma continueremo a discutere, dice Fassina. Fassina chi? Non mi sono pentito, ho appoggiato Bersani perché in quel momento era la soluzione migliore, ma adesso siamo in un'altra fase.
secondo chi comanda naturalmente. Vediamo anche il Fatto Quotidiano in prima pagina, anzi tra l'altro prima sul Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione e il Resto del Carlino. C'è da segnalare anche l'articolo dedicato a Renzi che sfonda tra i moderati e al nord, la destra perde 2 milioni di voti, ha intercettato un elettorato post-ideologico, mentre a pagina 13 c'è la Lega che rialza la testa nell'articolo di Rossella Minotti, ricostruiremo il centrodestra, il diktat di Maroni, ci candidiamo a rifare l'alleanza modello CSU bavarese ma a trazione leghista. Chi sta con la Merkel non può essere alleato della Lega. Il Fatto Quotidiano apre con Renzi, la prossima mossa scardinare i 5 Stelle. Forte del 40,8% parte lo scouting per le riforme. Già domenica notte messaggi WhatsApp ai dialoganti del Movimento 5 Stelle. Ci state? Scrive Renzi via WhatsApp ai 5 Stelle. Grillo prende il Malox ma dice non mollo. Amministrative, ok di Chiamparino, Nardella ed Alfonso. Bari, rischio, ballottaggio. L'uomo della provvidenza è il titolo del commento firmato dal direttore Antonio Padellaro. Quel 40% a Renzi non lo aveva previsto proprio nessuno, compresi noi che invece di prendere nota di ciò che sentivamo mormorare perfino da amici e familiari, siamo cascati nel giochino fasullo dei sondaggi testa a testa che hanno confuso le acque. Se avessimo dato retta ai discorsi del bar o del treno, avremmo capito che con la sua teatralità paradossale nel pronunciare tribunali del popolo alla Pol Pot, o quando si definiva oltre Hitler, Grillo era diventato il miglior nemico di Renzi perché improvvisamente faceva paura. E fare paura agli italiani è un grosso problema. Come del resto predicare inutilmente la rivoluzione, che tanto è impossibile, come diceva Missiroli, perché ci conosciamo tutti. Il Renzi machiavellico, più volpe che leone, ha usato Grillo passando astutamente da vittima, fin da quando si fece insolentire nel famoso incontro in streaming sulle riforme, e da quel momento ogni urlata del comico e ogni anatema era un chiodo con cui crocifiggerlo alla sconfitta. Insomma, Grillo è un pirla e Renzi invece è uno che ha capito tutto. Ora che Beppe vaga è un pirla perché ha continuato ad attaccare violentemente il Presidente del Consiglio, il quale se n'è giovato. Ora che Beppe vaga per il blog come un pugile suonato, la Volpe medita di entrare nel pollaio 5 Stelle per far man bassa di senatori. A proposito di blog, vediamo un po' sto video di quello che ha detto Grillo per intero, non lo spezzoncino. Dai, ce lo sentiamo? Adesso ci state prendendo in giro, vi capisco, mettete proprio il coltello nella piaga. Abbiamo perso, non è una sconfitta, siamo andati oltre la sconfitta. Vinciamo noi, adesso vinciamo poi. Sì, vinciamo poi. Abbiamo il tempo dalla nostra, forse è ancora presto. Forse questa Italia è formata ancora da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare un po' ai loro nipoti, ai loro figli, e preferiscono stare così. Sono dei numeri che non si aspettava nessuno, però noi stiamo lì, siamo il primo movimento in Italia, il secondo partito, non è che abbiamo preso il 21, 22, quant'è, non lo so, abbiamo preso l'IVA senza avere voti in nero e siamo lì e senza aver promesso niente a nessuno, né dentiere né 80 euro a nessuno, quindi io sarei anche, voglio dirvi, anche ottimista, quindi non scoraggiatevi, vedo messaggi, cosa facciamo, andiamo avanti, certo che andiamo avanti, siamo la prima forza di opposizione, faremo opposizione sempre di più, sempre meglio e cercheremo di rallentare il dissanguamento e lo spolpamento di questo paese che ci sarà. Quindi noi saremo precisi, puntuali e ci saremo sempre, non preoccupatevi. Quindi ora Casaleggio è in analisi per capire perché si è messo il cappellino e poi vedremo che cosa fare tutti insieme. Ma dai, state tranquilli, vincono loro, ma è meraviglioso lo stesso. Intanto io mi prendo un Malox. Non si sa mai. Casaleggio, c'è il Malox anche per te? Fia qua.
Questo era Beppe Grillo che ha postato questo video sul blog. Tornando invece al commento di Antonio Padellaro, ora che Beppe vaga per il blog come un pugile suonato, per dire la verità non è sembrato così nel video, comunque lecita ogni opinione e ciascuno può vedere quel che gli pare, la Volpe Renzi sta meditando di entrare nel pollaio del 5 Stelle per far man bassa di senatori. E quando, indulgente nella marcia trionfale in sala stampa di Palazzo Chigi, il premier Renzi invita i grillini a mostrare buona volontà e a partecipare al tavolo delle riforme, egli, cioè Renzi, fa in modo che non gli esca mai di bocca una parola che non sia piena delle 5 qualità che il bravo principe deve far credere di avere: clemente, degno di fede, umano, onesto e religioso. Ed ecco allora che questo 40%, dove c'è un sovrappiù derivato dalla fulminante scomparsa di Monti, sarà pure straordinario, ma non imprevedibile, perché era tutto previsto e tutto infatti è stato costruito in 3 capitoli. Giovane rottamatore, dove si narra di come l'intrepido della Leopolda sgominò le vecchie cariatidi della sinistra. Ultima spiaggia delle primarie, dove si consolidò la leggenda che dopo Matteo ci fossero solo il diluvio e le cavallette. Uomo della provvidenza, e questo terzo capitolo è solo all'inizio. Nel rappresentare l'interclassismo e il coacervo di interessi moderati che prima con la DC e poi con Berlusconi hanno per 70 anni formato in Italia il blocco social-elettorale egemone, Renzi, conclude il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, rappresenta l'evoluzione della specie. Gli ingredienti sono i soliti: chiudere un occhio sull'evasione fiscale, chiuderne 2 sull'economia in nero, il precariato come panacea contro la disoccupazione, guerra al sindacato che per un partito, un tempo di sinistra, non è male, più gli 80 euro in busta paga, puro voto di scambio, trovata sublime. Ditemi voi, Grillo cosa poteva offrire? Legalità, buon esempio, i milioni del finanziamento pubblico rifiutati, con un pizzico di Berlinguer, più urla e anatemi. Alla fine non c'è stata partita, un po' come l'Atletico contro il Real Madrid, conclude Antonio Padellaro in Calando. Mentre Marco Travaglio intitola il suo commento sul Fatto di oggi Democrazia renziana, mentre prosegue festosa la corsa sul carro del vincitore, anzi è appena cominciata. Trovo sul web, copyright Adriano Colafrancesco, una definizione che mi pare azzeccata: democrazia renziana. Matteo Renzi non è il nuovo Berlusconi, scrive Marco Travaglio. Non aveva stallieri mafiosi, non stava nella P2, non ha alle spalle poteri criminali, non è miliardario, non è uomo di azienda, non possiede TV né giornali, che semmai gli si offrono spontaneamente, cioè italianamente, scrive Travaglio. Ma la pancia di una certa Italia lo vede e lo sente come il nuovo Berlusconi, cioè il nuovo Messia, il salvatore della patria, il populista ridens con il sole in tasca e 80 euro in mano, l'uomo solo al comando, nelle cui braccia gettarsi e del cui verbo ubriacarsi, un po' per speranza, un po' per disperazione. Un berluschino, un po' allergico ai controlli, alle critiche e ai sindacati, con qualche conflitto di interesse fra gli amici, ma molto più giovane e meno ideologicamente connotato, più sbiadito e gelatinoso, dunque più trasversale. In una parola, democristiano, in senso tecnico, non deteriore. Bisogna infatti risalire agli anni 50, l'apogeo del centrismo, per trovare un partito, la Democrazia Cristiana, sopra il 40%. Anche allora pochi dichiaravano di votarla, ma la votavano in tanti. Un partito contenitore, un grande sughero galleggiante che ospitava a bordo tutto e il contrario di tutto e lasciava fare a ciascuno i propri comodi. Prospettiva molto più comoda e accattivante della quaresimale austerità berlingueriana, incautamente evocata da Grillo e Casaleggio nel paese del carnevale perpetuo, anche quando non c'è nulla da ridere. La Democrazia Cristiana durò 40 anni, Berlusconi 20. Quanto durerà Renzi, o meglio l'innamoramento di certa Italia per lui, dipende solo da lui. La distanza fra Palazzo Venezia e Piazzale Loreto è molto più breve di un tempo. Il suo governo, nato dall'accrocco fra un PD al 25%, un centro montiano uscito dalle urne un anno fa col 9%
e un nuovo centrodestra dato dai sondaggi al 6-7%, il governo Renzi insomma adesso è un monocolore pidino, anzi renzino, che si è mangiato gli alleati, ma che dovrà seguitare a fare i conti con un Parlamento che non rappresenta più le vere forze in campo e con una maggioranza votata domenica da appena il 27% degli elettori aventi diritto al voto. I partner ufficiali Alfano, Casini e Monti, per non estinguersi alle prossime urne, dovranno marcare le distanze dalle cosiddette riforme Italicum e Nuovo Senato, peraltro pessime. Così, paradossalmente, scrive Marco Travaglio, il Partito Democratico al massimo storico dovrà chiedere aiuto a un Berlusconi al minimo storico e sappiamo bene che il soccorso azzurro non è mai gratis. In questa crepa potrebbe infilarsi il Movimento 5 Stelle se si decidesse a una seria autocritica dopo la batosta. Prendersela con i pensionati allergici al cambiamento fa ridere, non per ammorbidire la sua opposizione intransigente, che è ciò che chiedono i suoi 5,8 milioni di elettori rimasti. Piuttosto, scrive Travaglio, per cambiare linguaggio e strategia. Il linguaggio che paga non è quello provocatorio e paradossale di Grillo, che tradotto sui titoli di TG e giornali diventa serio e truculento, spaventa la gente e non basta un'ospitata a porta per cancellarne gli effetti. Il linguaggio che paga è quello dei suoi parlamentari migliori, più concreto sulle cose fatte e su quelle da fare, e anche quello autoironico del video di ieri. Quanto alla strategia, il mandiamoli tutti a casa funzionava contro D'Alema, Bersani, Letta e gli altri brontosauri. Contro Renzi no, non basta. Renzi va sfidato e incalzato sui fatti, anche perché domenica ha risolto tutti i suoi problemi, ma non certo quelli degli italiani. Quando intervistato dal Fatto il 2 gennaio invitò i 5 Stelle al tavolo delle riforme offrendo la rinuncia ai rimborsi elettorali, fu demenziale rispondere picche e non andare a vedere le carte, magari per smascherare l'eventuale bluff. E quando il mitico popolo della rete costrinse Grillo ad accettare l'incontro in streaming con Renzi, non si aspettava certo il rifiuto totale di ascoltare e di rispondere anche duramente sul merito. Detto ciò, continua Marco Travaglio, meno male che Movimento 5 Stelle c'è, altrimenti anche noi, come Francia e Gran Bretagna, avremmo gli anti-europei, xenofobi e lepenisti oltre il 20%. Pur nella cocente sconfitta, i 5 Stelle si attestano su un 21% di voti di opinione e non di scambio. Non governando da nessuna parte, non hanno soldi né favori da elargire e promettere. Questo 21% potrà aumentare se riusciranno a entrare in partita, imponendo alcune battaglie giuste a un PD più che mai in cerca di sponde, come è già avvenuto nei voti contro Berlusconi e Genovese e contro la responsabilità civile diretta dei magistrati. Se aiutassero Renzi a lasciar perdere riforme assurde come l'Italicum e il Senato delle Autonomie e a farne di migliori, sarebbe meglio per loro, per il PD, per tutti. Questo in fondo chiedono gli elettori, una maggioranza pur che sia, che però risolva i problemi ed esca dalla campagna elettorale. Al momento vale il detto di Kierkegaard: la nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma cosa mangeremo domani. Post scriptum, conclude Travaglio. Alcuni presunti colleghi, abituati al giornalismo embedded, e specializzati nello sport nazionale di osannare i governi e massacrare le opposizioni, credono che chi prende più voti abbia sempre ragione. La ragione del più forte è quella del duce. Infatti per 20 anni hanno tenuto il sacco a Berlusconi e ai suoi finti oppositori e ora pensano di aver vinto le elezioni, che noi avremmo perso. Spiace deluderli, ma noi del Fatto siamo giornalisti, non politici, possiamo permetterci il lusso di votare per chi ci pare e poi di esercitare il nostro spirito critico nei confronti di tutti, senza confondere il consenso con la ragione e senza farci prendere dall'horror vacui se ci troviamo in minoranza. Non siamo più bravi, siamo più fortunati. Non abbiamo nulla da guadagnare dalla vittoria di questo né da perdere dalla sconfitta di quello, perché non abbiamo padroni. E neppure editori costretti a mendicare favori e fondi pubblici dal governo di turno per salvarsi dalla bancarotta. Infatti, diversamente da costoro, non abbiamo mai preteso di insegnare ai lettori per chi devono votare. Noi perderemo le elezioni quando ci candideremo, cioè mai.
Torniamo adesso brevemente un pochino indietro, perché su Repubblica c'è da segnalare l'intervista di Rodolfo Sala a Matteo Salvini e poi, per fare sempre il punto sulla Lega, anche l'intervista a Flavio Tosi su Libero. Cominciamo da Salvini. Salvini al cavaliere Berlusconi. Solo il Carroccio cresce, la destra riparta da noi. Esploit del segretario, 330.000 voti. Da Silvio i complimenti e ora penso a un ruolo strategico per rilanciare l'alleanza. Io 5 volte le preferenze di Lupi. Chi fa da stampella alla sinistra rischia di sparire. Ma vediamo l'intervista per intero. A pagina 12 di Repubblica, la Lega torna al centro della scena in Europa e anche in Italia. Recordman di preferenze, 222.000 nel nord-ovest, 108.000 nel nord-est. 330.000 voti, scrive Repubblica, in realtà considerando tutte le circoscrizioni sono più di 380.000. Ad ogni modo la Lega viaggia un pochino sopra il 6% e adesso Salvini rivendica la costruzione di un centrodestra nuovo, dove a dare le carte sarebbero i leghisti. Onorevole Salvini, chiede Rodolfo Sala di Repubblica, vi è andata bene, ma con quei voti non potete dettare legge. La realtà, risponde Salvini, è che gli altri sono andati indietro, noi no. Il centrodestra, quel che abbiamo conosciuto, in Italia non esiste più. Bisogna adeguarlo al vento nuovo che soffia in Europa. Berlusconi e Alfano dovrebbero mettersi al carro della Le Pen? Domanda Sala. Risponde Salvini. Beh, potrebbero decidere di appoggiare i nostri referendum, a cominciare da quello per abolire la legge Fornero. Guardi, mi ha appena telefonato Berlusconi, mi ha fatto i complimenti e io ne ho approfittato per invitarlo a firmare i nostri quesiti. Verrà, lo aspettiamo a Milano nei prossimi giorni. Gli alfaniani si sono salvati per il rotto della cuffia. La lezione di queste europee, dice Salvini a Repubblica, è che se il centrodestra fa il centrodestra come è successo in Europa, vince. Se fa la stampella della sinistra, perde. Quanto a Berlusconi, il centrodestra perde anche se non ha il coraggio di avviare un ricambio interno. Ma con i due spezzoni dell'ex PDL siete alleati in Lombardia e nel Veneto, osserva l'intervistatore. L'alleanza non è in discussione, risponde Salvini, però avverto la necessità di mettere in campo qualcosa di nuovo, dare risposte vere ai problemi veri della gente. Nel Veneto avete preso più voti di Forza Italia, dice Sala. Appunto, risponde Salvini, vuol dire che l'anno prossimo Zaia sarà ricandidato governatore, è una risorsa per la Lega e tutto il centrodestra. Quanto a Matteo Renzi, è stato bravo a prendere tutti quei voti, al suo posto sarei un po' preoccupato, ha promesso tantissimo, non so come farà a mantenere fede a queste promesse. Lei invoca il ricambio interno nel centrodestra, dice Rodolfo Sala. Renzi lo ha fatto e anche lei è espressione di un certo ricambio dentro la Lega. L'ho detto, Renzi è bravo, risponde Salvini, ma per i miei gusti troppo spregiudicato. Anche nei momenti più difficili, quando era segretario Bossi, io non ho mai detto Umberto stai sereno, per poi colpirlo un minuto dopo con una pugnalata alla schiena. Non è che anche il Presidente del Consiglio l'ha chiamata per congratularsi? Chiede Sala. No, risponde Salvini, però ci siamo conosciuti durante le consultazioni per il governo. È stato un incontro interessante. Anche a lui ho chiesto di appoggiare uno dei nostri referendum, quello per l'abolizione delle prefetture. Lui non ha detto no. Per questo voglio riparlargliene. Comunque, se non si fida di Salvini, posso anche cambiare il quesito su cui stiamo raccogliendo le firme. Lo potremmo prendere pari pari dall'opuscolo scritto da Einaudi nel 1944. Diceva che i prefetti ripugnano alla democrazia. Il suo alleato di ferro adesso lei ce l'ha, ma sta in Francia, dice Rodolfo Sala. Vedrò Marine Le Pen mercoledì a Bruxelles, risponde Matteo Salvini. Faremo il punto su queste elezioni europee, definiremo un programma comune e una squadra. Le nostre prime battaglie saranno contro l'euro e l'immigrazione. Intanto lei si è messo in testa di candidarsi a sindaco di Milano, a capo di un centro-destra ristrutturato. È il sogno della mia vita, dice Matteo Salvini. Non sono come Renzi, che ha utilizzato la poltrona di sindaco per fare altro. Anche Maurizio Lupi del nuovo centrodestra, dice l'intervistatore, coltiva da tempo il sogno di fare il sindaco di Milano. Ma io, risponde Salvini, ho preso 5 volte le preferenze che ha preso lui. Andiamo invece su Libero per leggere anche l'intervista a Flavio Tosi, intervista pubblicata, adesso la recuperiamo subito, a pagina 9.
l'intervista di Alessandro Gonzato da Verona. E Tosi vuole subito le primarie del centrodestra, il sindaco di Verona si propone per la leadership, Berlusconi non è più in grado di contrapporsi a Renzi, dice Flavio Tosi. Tra l'altro Borghezio conquista Roma, eletto europarlamentare grazie ai voti di Casa Pound, scrive Libero. L'impresa di Mario Borghezio è riuscita, nessun altro leghista sarebbe riuscito a conquistare 5.832 preferenze in un territorio nuovo come la circoscrizione del centro Italia, facendosi eleggere a Bruxelles. Grazie alla predicazione in TV e alla testimonianza personale di Matteo Salvini in queste zone, precisa Borghezio, alla quale ho cercato di aggiungere i temi dell'immigrazione. Tornando invece a Tosi, queste elezioni, rispetto alle possibili primarie di centrodestra, erano un po' un banco di prova e io ho ricevuto tanti consensi, 99.000 preferenze, anche da chi non aveva mai votato Lega. Il progetto deve andare avanti, dice Flavio Tosi. È l'unica strada percorribile, quella di trovare un nuovo leader per non essere massacrati dalla sinistra. Il segretario nazionale veneto del Carroccio, Flavio Tosi, sindaco di Verona, punta al dopo Berlusconi. Nella circoscrizione nord-est Tosi ha sfiorato le 100.000 preferenze, appena 9.000 in meno di Matteo Salvini, che però in Veneto è stato battuto dal sindaco di Verona di 16.000 voti. Tosi, come aveva dichiarato a più riprese prima della tornata elettorale, ha rinunciato al mandato da parlamentare europeo per continuare ad amministrare la sua città. Ci abbiamo rimesso un po' di consensi dicendo che era un voto di fiducia e che non sarei andato a Bruxelles, ma alla luce dei numeri, col Veneto prima regione per la Lega, la provincia di Verona dietro solo a quella di Bergamo e il sottoscritto tra tutti i partiti secondo più votato a livello regionale. Direi che è andata bene, dice Flavio Tosi. È stata una risposta alle insinuazioni del programma Report di Milena Gabanelli, chiede l'intervistatore. La gente sa chi sono, risponde Tosi, e come mi comporto, a dispetto di qualche infame che ha provato a giocare una partita sporchissima. Ora lei si candida come l'anti-Renzi? Lo sfiderà chi uscirà vincitore dalle primarie di centrodestra, dice Tosi. Ma quando ci saranno, se ci saranno? Dipende da quando il Premier vorrà andare al voto, risponde Tosi. Già prima si pensava che non fosse tanto distante, ora immagino che voglia accelerare per non disperdere un patrimonio colossale di voti. Anche chi è vicino a Berlusconi avrà percepito che o ci si organizza in fretta o si viene spazzati via. Io mi propongo per la leadership del centrodestra, dice Flavio Tosi. Al di là di quando e se Berlusconi tornerà sulla scena in prima persona, è impensabile che si possa contrapporre lui a Renzi che ha 39 anni. È un problema generazionale. Comunque Matteo ora deve dimostrare di saper mantenere le tante promesse fatte agli italiani e non sarà facile. Il Partito Democratico ha stravinto anche in Veneto, evento storico, ma il futuro, dice Flavio Tosi al quotidiano Libero, pagina 9, il futuro è il centrodestra unito. Siamo una regione di centrodestra, una nazione di centrodestra. Con persone credibili possiamo ancora primeggiare, divisi non si va da nessuna parte. L'anno prossimo in Veneto ci saranno le regionali, si parla di Alessandra Moretti, candidata del centro-sinistra. La stimo, dice Tosi, ma credo che il PD punterà su un amministratore, ce ne sono tanti. I 100.000 voti di Tosi sono un messaggio anche a Zaia per la guida della Regione Veneto? No, risponde Flavio Tosi, sono il risultato della Lega, di un gruppo di persone che hanno creduto nella nostra squadra e per me sono un attestato di stima per il lavoro degli ultimi 7 anni a Verona. La fondazione di Tosi, Ricostruiamo il Paese, scenderà in campo nel 2015? A prescindere da quali simboli verranno usati alle regionali, risponde Tosi, c'è un dato certo: puntando solamente sui partiti tradizionali, la partita non si potrà vincere. Salvini ha parlato alla pancia della gente, dice l'intervistatore. Sull'euro lei, Tosi, invece ha posizioni meno drastiche. Sostengo le mie idee con coerenza, risponde Tosi. Con Matteo sono sempre stato chiaro. Nella Lega, secondo me, è positivo che ci sia chi, come segretario federale, tiene una linea più politica e chi, come amministratore, è più pragmatico.
Sul contrasto all'immigrazione clandestina, invece, non possiamo che avere lo stesso punto di vista. La battaglia è sacrosanta e anche tanti elettori di centro-sinistra credo che la pensino come noi. Come commenta il risultato dei 5 Stelle, è stato comunque impressionante, risponde Tosi. Solo per dirle, noi abbiamo governatori, presidenti di provincia, sindaci, una classe dirigente che sa amministrare bene e che ha progettualità, e ciò nonostante Grillo ha preso di più. Durerà, Grillo andrà avanti finché la politica nazionale non farà il proprio dovere, conclude Flavio Tosi su Libero. Fino ad allora le persone continueranno a votare un movimento distruttivo di protesta pura. Vuoi trovare
passiamo invece operativamente, per ora, perché per i prossimi giorni non si sa, alla rassegna stampa. Forza Italia, la verità, titola Il Giornale in apertura. Berlusconi ha deciso cosa fare, Alfano ancora bara, inteso come voce verbale, non sostantivo. Il dopo elezioni, nell'analisi del giornale, Renzi, tra parentesi, furbo, scrive il giornale, fa il finto modesto. Grillo, tra parentesi, furente, la butta sullo scherzo. Tanto furente non sembrava nel video perché è un attore, quindi evidentemente sa celare benissimo le proprie più profonde e intime emozioni. Regionali, al PD, il Piemonte ed Abruzzo, ballottaggi a Bergamo e Pavia. Mentre c'è la foto di Mario Monti, senatore a vita, in prima pagina, la fine del partito di Monti, titola Il Giornale, manterremo a vita un fallito. Il pezzo di Andrea Cuomo. A centropagina Vittorio Feltri, se i sondaggi non vedono il boom del leader forte, sottovalutato Matteo, la realtà, scrive Feltri, è ben descritta dai risultati elettorali e si commenta da sola. Si può solo aggiungere un commento per capire perché le cose siano andate diversamente da come erano state ipotizzate. I consensi raccolti dal PD, per esempio, superano ampiamente ogni previsione. Ciò ha colto di sorpresa gli stessi democratici e stordito i commentatori, i quali basano le loro valutazioni sui sondaggi. L'ennesimo errore dei sondaggisti, non vedere l'uomo solo al comando. Il giornale intervista Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research, uno degli osservatori più attenti, ai mutamenti sociali e politici. Gli azzurri hanno retto, dice Ghisleri, il PD ha intercettato 600.000 voti in uscita da Forza Italia, in entrata nel PD. La perdita a favore di Nuovo Centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia era prevista ed è rimasta entro i limiti. L'articolo di fondo però, anzi chiudiamo con, in prima pagina ancora, l'analisi di Marcello Veneziani, consigli non richiesti per rilanciare la destra. In Europa ha grandeggiato la destra, in Italia no, perché non si può essere vivi solo in vista del voto, bisogna animare un mondo, far circolare idee e temi forti e decidere se ballare da soli. La destra ha scontato 10 anni di governo senza lasciare il segno. E sempre dalla prima pagina del giornale l'intervista di Gaia Cesare a Jean-Marie Le Pen, così mia figlia cambierà l'Europa. A parlare è l'ex leader anziano del Front National, che lo aveva detto al giornale, mia figlia vincerà le elezioni e poi andrà all'Eliseo. Oggi, dopo che Marine Le Pen ha compiuto la prima metà dell'opera, il padre Jean-Marie spiega i segreti del successo. Marine ha trionfato perché è diversa, uno tsunami, dice Jean-Marie Le Pen. La destra in Francia, quando vince, imita subito le politiche di sinistra. Invece noi vogliamo uscire dall'Europa, perché riformarla non è possibile. La nuova battaglia, fermare l'immigrazione. Ma vediamo anche il commento di Alessandro Sallusti, in prima pagina sul giornale. Matteo Renzi, complimenti al vincitore, è il più furbo di tutti e getta acqua sul fuoco, minimizzando un trionfo. Angelino Alfano, che furbo non è, si esalta invece per una sconfitta spacciata per successo. Fa il duro Alfano con Forza Italia. Quando sono pronti mi telefonino, ha detto Alfano. Fa l'arrogante con Renzi. Siamo un pilastro, ha detto Alfano. Quello di Renzi non è un governo monocolore. Urge che qualcuno alzi sì la cornetta, scrive Sallusti, ma per spiegare ad Alfano che al netto del decisivo contributo di Casini, almeno l'1%, il nuovo centrodestra si è fermato sotto il 3%, un risultato inferiore a quello degli eroici Fratelli d'Italia, dei comunisti salottieri di Tsipras, meno della metà dei voti della Lega di un ottimo Salvini. In una seconda telefonata lo si potrebbe mettere davanti a un'altra amara realtà. Il governo in effetti non è un monocolore puro. Sul rosso sgargiante del PD al 40%, c'è una macchiolina neanche visibile a occhio nudo, quella appunto del nuovo centrodestra. Capiamo l'imbarazzo, prosegue il direttore del giornale. Ci saremmo aspettati, non dico un mea culpa, ma almeno un'autocritica per avere inutilmente mutilato Forza Italia. Riflessioni serie sul passato e di più sul futuro. Per esempio, in una terza telefonata, affrontare il tema che il centrodestra non può che ripartire dal 17% di Forza Italia e da Silvio Berlusconi, il quale,
non ha alcuna intenzione di disarmare o di dare il via libera a Renzi su riforme non condivise. Il trionfo di Renzi resta fuori dal Parlamento italiano, dove le riforme o le fanno PD e Forza Italia o non vedranno la luce. Errori e orrori nel centrodestra in questi anni non sono mancati, ma lo zoccolo duro resiste e il calo di voti complessivo, più che a esodi verso lidi ostili e innaturali, è dovuto all'astensionismo. Si pagano gli inciuci, prima Monti, poi Letta, ora Renzi a corrente alterna. Per questi elettori non c'è Renzi o Grillo che tengano, sono liberali, aspettano chiarezza su programmi e obiettivi. Pretendono che torni l'unità dentro rapporti di forza ed equilibri non decisi a tavolino, ma dagli elettori, se è il caso, passando anche attraverso primarie per la leadership, dall'esito peraltro scontato se vi parteciperà Berlusconi. Dio ci scampi da una nuova guerra sotterranea e logorante tra i due candidati più votati, Fitto al sud, Toti al nord. Forza Italia, conclude Alessandro Sallusti, è il perno, ma da sola non può farcela, non ce l'avrebbe fatta neanche ai tempi d'oro. Fratelli d'Italia e NCD da soli sono inutili, sia come alternativa sia come stampelle alla sinistra. Più che una telefonata urge teleconferenza. Lasciamo il giornale e andiamo a dare un'occhiata anche al manifesto. Febbre a 40 è il titolo d'apertura del quotidiano comunista. È il 40% e passa del PD, il paese si affida all'uomo solo al comando per curare la temperatura della crisi. Il PD prende anche Piemonte e Abruzzo. Dal record del 40,8% Renzi spinge sulle riforme subito. Grillo resta dentro il blog e dà la colpa della sconfitta ai pensionati che non vogliono il cambiamento. La lista Tsipras dice fino al 9%, anzi arriva fino al 9% nelle grandi città. Una sfida per tutti è il commento della direttora del manifesto Norma Rangeri, che assimila il Partito Democratico di Renzi alla balena bianca democristiana, capace di contenere tutto l'arco costituzionale. Questo PD ha ingoiato il 10% dei montiani con annessi cespugli da Casini in giù, fino ai brandelli berlusconiani, portandoli nella stessa casa dei Fassina e dei Civati. Poi, come nella più collaudata tradizione democristiana, ha messo nelle tasche di 10 milioni di italiani 80 euro, biglietto da visita recapitato il venerdì per la messa elettorale della domenica. In realtà questa febbre a 40, scrive Norma Rangeri, realizza la famosa vocazione maggioritaria di Veltroni, con ex democristiani ed ex PC nucleo centrale di un trasversalismo destinato a produrre una mutazione genetica. Ha la febbre alta il paese, che dopo Berlusconi, dopo Grillo, conferma l'anomalia italiana affidandosi al leader vincente, alla stabilità di governo. Da oggi abbiamo davanti una sfida per tutti, a cominciare dall'uomo solo al comando che deve governare tenendosi in equilibrio sull'imponente onda anomala che egli stesso ha sollevato, dimostrando di saper gestire un sostanziale monocolore. La cura prevede le riforme costituzionali di stampo presidenzialista, i sindacati al tappeto e lavoro precario per tutti. Da domani Renzi non potrà più tirarsi fuori dai disastri del paese addebitandoli ai rottamati predecessori. Il populismo di governo, prosegue la direttora del manifesto, ha pagato più del populismo di opposizione, dunque è una sfida anche per Grillo. Grillo ha lavorato per Renzi, provocando la reazione del voto utile contro le urla e gli insulti. Molti, a sinistra, preoccupati di disperdere il voto, si sono turati il naso e hanno votato PD per scampare un pericolo maggiore. Grillo deve scegliere se continuare a invocare improbabili caroselli intorno al Quirinale, se insistere con la politica del vaffa o traghettare i 6 milioni di voti, potenziale grandissimo, in una strategia parlamentare capace di trasformare la forza elettorale in alleanze, battaglie, obiettivi concreti in Italia e in Europa. Il trionfo renziano è infine una sfida per la sinistra di Tsipras. Dopo aver vinto la scommessa europea con 3 parlamentari italiani eletti a Strasburgo, ora le donne e gli uomini che in pochi mesi hanno creato questa esperienza politica dovranno capire come collocarsi nell'inedito scenario italiano. L'analisi del voto rileva un potenziale molto al di là della sofferta soglia del 4%,
5 a Palermo, 8 a Bologna, 6 a Roma, 9 a Firenze. Testimoniato anche dal consenso ai candidati, molti i giovani, e ai capilista. Senza maratone televisive, forti del prestigio personale e delle lotte sul territorio, hanno oltrepassato le 30.000 preferenze. Vincere controcorrente è un buon segno. Così sul manifesto. Mentre Maurizio Belpietro, su Libero, analizza a sua volta il dopo batosta delle europee per il centrodestra. Cercasi leader per il centrodestra, è il titolo di Libero. Niente tesi autoconsolatorie. Forza Italia non è stata sconfitta per colpa dei servizi sociali a Berlusconi, ma perché, come il nuovo centrodestra, non ha saputo dire agli elettori cos'è e cosa vuole. Un ciclo è finito, porte aperte a idee e facce nuove, scrive il direttore di Libero. Cercasi leader disperatamente. Un altro Berlusconi non c'è, ma non vuol dire che non esista una figura capace di far rivincere i moderati. Reagire o morire dopo il terremoto elettorale, scrive Belpietro. E Renzi, argomenta Franco Bechis, sempre su Libero, Renzi il Magnifico non ha più alibi. Non può più raccontare favole. Dove troverà i soldi per estendere gli 80 euro, aiutare le imprese, ridurre le tasse? In Europa il suo 40% non cambierà nulla. Resta appeso al PIL, scrive Franco Bechis. C'è anche il commento di Giampaolo Pansa in prima pagina su Libero. Grillo ha perso perché non capisce le nostre paure, le paure del cittadino comune elettore. Ha spaventato un paese già terrorizzato, ha fatto questo errore fatale, scrive Pansa. Il comico non ha capito gli italiani che, già vessati da tasse, burocrazia, crimine, hanno bocciato il suo estremismo. L'ultimo commento in prima pagina su Libero è quello di Mario Giordano. All'improvviso sono tutti renziani della Primora. Ma vediamo anche il Foglio di Giuliano Ferrara, che apre con questo titolo: il governo Angela Renzi, ma anche con Nigel Farage che dice: godiamoci la vittoria, alle politiche non andrà così bene. Vale anche per Marine Le Pen in Francia, secondo il Foglio. A pagina 3 il commento sulle elezioni. Cosa ci eravamo raccontati? Le elezioni europee smentiscono i luoghi comuni dei mezzi di comunicazione. E poi l'articolo di Marco Valerio Loprete sull'Italia neo-renziana, che può diventare l'arma segreta di Angela Merkel. L'idea del riformismo che non genera populismo, puntello contro il lepenismo di Parigi, parlano gli analisti tedeschi, scrive il Foglio in questa sua prima pagina, in questo suo primo commento sulle elezioni europee. Ecco perché Renzi e Draghi galvanizzano le borse europee, il titolo dell'altro commento a pagina 3. Ma vediamo anche il Sole 24 Ore a questo punto. Sole 24 Ore che si occupa del doppio mandato, nelle parole del direttore Roberto Napoletano, che Renzi non può tradire. Speranza italiana e nuova Europa, i due fronti sui quali Renzi non può tradire. Acceleriamo sulle riforme, dice il Premier, resto fino al 2018. Una telefonata di Matteo Renzi con Merkel e Hollande. Gli interrogativi sulla vittoria di Renzi sono l'oggetto del punto di Stefano Folli e poi l'analisi del voto del professor Roberto Dalimonte, sempre in prima pagina sul Sole 24 Ore. Partito Democratico primo in 107 province su 110, analizza il professor Dalimonte, che è uno degli esperti che hanno anche steso la riforma della legge elettorale denominata Italicum. Partito Democratico primo anche nel nord-est, evidenzia Dalimonte. Partito Democratico primo appunto in 107 province su 110. Renzi prende i voti di Scelta Civica, ma anche da Forza Italia e Movimento 5 Stelle. La bassa partecipazione al voto ha colpito di più il centro-destra. Scelta Civica ha traghettato i voti moderati verso il centro-sinistra. Tra le province che non vedono la vittoria del PD c'è Bolzano, poi la provincia di Sondrio e la provincia, credo, una delle due province del Molise, o Isernia o Campobasso. Poi in tutte le altre 107 province su 110 in Italia il Partito Democratico è primo. Ci sono due cartine sul primato del PD nelle province che sono abbastanza eloquenti, a dire il vero. La cartina delle europee 2014 a pagina 14 del Sole 24 Ore è chiarissima. Praticamente, appunto, tranne Sondrio, Bolzano e Isernia, il Partito Democratico è primo in tutte le province d'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, passando per la Sardegna. Alle politiche del 2013
non era affatto così, la cartina era differenziata, si è ridotta a un monocolore del PD, tutta Italia. Lasciamo il Sole 24 Ore per andare a vedere dove è finita Italia Oggi, che mette in primo piano il commento del direttore Pierluigi Magnaschi sul voto, naturalmente plebiscitato Renzi, anche perché non comunista, col 40,8% ha preso il doppio dei voti di Grillo, che veniva dato testa a testa. Renzi non solo ha battuto l'avversario esterno, Grillo, ma anche quello interno, che si annida nelle fila del PD e che non aveva rinunciato alla possibilità di rovesciare il tavolo e di rimandare a Firenze l'abusivo, agli occhi loro, segretario del PD e premier. L'operazione non è riuscita e ora nel PD anche i più strenui avversari di Renzi si autocompiacciono per il risultato che loro avevano avversato ad ogni livello. Adesso, dopo Sole 24 Ore, scrive Pierluigi Magnaschi, a pagina 2 di Italia Oggi, non se ne ricordano più gli avversari interni di Renzi nel PD. Pare che questa perdita della memoria sia dovuta all'istinto di sopravvivenza, che non si fa vivo solo nei gorghi di un fiume in piena, ma anche nei flutti apparentemente più calmi della politica. Anche se non si conoscono ancora le migrazioni di consenso da un partito all'altro, la sensazione è che verso Renzi siano affluiti voti di centro-destra, spesso espressi da persone che non avevano mai votato a sinistra. La presenza di Renzi, che è il primo segretario del PD, salvo Franceschini, che non proviene dal vecchio PC e dalla scuola delle frattocchie, ha dato anche all'elettorato più diffidente la sensazione che la radice del Partito Comunista Italiano nel PD sia stata solo oggi definitivamente scompaginata, anche se purtroppo a ben 58 anni di distanza dalla destalinizzazione promossa nel 1956 da Khrushchev in occasione del 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, che rivelò a tutti i genocidi e i massacri di cui il Partito Comunista era responsabile. La via socialdemocratica in Italia non si è sviluppata, commenta Magnaschi, anzi, dai comunisti variamente mimetizzati sotto sigle sempre nuove, la socialdemocrazia è stata sempre vista come minaccia, come se ci trovassimo ancora al congresso di Livorno, dove già anche allora il PC fece la scelta sbagliata. Tra riformismo e comunismo scelse il comunismo. Con Renzi la grande glaciazione si è sciolta, siamo diventati un paese normale almeno per questo. L'altro commento di primo piano su Italia Oggi è quello di Edoardo Narduzzi. Ora a Berlino conviene un asse con l'Italia di Renzi più che con la Francia di Hollande, la sinistra delle tasse è stata bocciata in tutta Europa. A pagina 7 c'è invece il cameo di Riccardo Ruggeri. In tutta Europa sono state sconfitte le elite tecnocratiche, ha trionfato il popolo sovrano. Una campagna elettorale sboccata, scrive Ruggeri, ha prodotto risultati sboccati ovunque in Europa, salvo in Germania, che corre però il rischio di mandare a Bruxelles un deputato neonazista. Sconfitte sono le elite, vincitore il popolo sovrano. A differenza dell'Europa, il popolo sovrano in Italia ha scelto di avere un solo uomo al comando, Renzi. Un paese disarticolato ha scelto un riferimento fermo. La chiarezza politica ora è assoluta, avrà pur votato solo il 57%, ma quelli che hanno votato hanno scelto Matteo Renzi. Il bello del sistema proporzionale è che con percentuali di oltre il 40% non esistono discussioni. Uno ha vinto, tutti gli altri hanno perso e tutti devono decidere. Alcuni salteranno sui predellini del vincitore, gli altri entreranno nelle catacombe e inizieranno l'opposizione. Personalmente, scrive Ruggeri, a me piace questa modalità, dove il popolo democraticamente dà a un uomo solo una delega totale perché faccia tutto ciò che è necessario per far uscire l'Italia dalla palude in cui è finita, per colpa dei suoi colleghi nazionali e internazionali. Sarà l'occasione, seppur a posteriori, di capire qual è la visione di Stato che ha Renzi, in modo che ciascuno di noi possa schierarsi, aiutarlo o contrastarlo. La prima mossa l'ha fatta il popolo, ha creduto a Renzi, gli ha dato tutti i poteri. Da questo momento è libero di far ciò che crede, lo farà e verrà giudicato sulla base dei risultati. Noi analisti, conclude Ruggeri, dobbiamo riconoscere che non abbiamo colto questo improvviso decisionismo dei nostri concittadini.
Li abbiamo lasciati solo e loro, forse molto più disperati di come immaginavamo, hanno seguito la loro sensibilità, i loro istinti. Hanno deciso di scommettere molti al buio. Uno solo di noi aveva trovato la metafora del futuro del paese, Claudio Cerasa, col suo libro Le catene della sinistra. La sinistra ha spezzato le sue catene, una parte della destra ha deciso di farsi incatenare. La prima sintesi alle 5:30 di lunedì 26 maggio mi pare questa. Da segnalare ancora su Italia Oggi, prima della pubblicità, il pezzo di Tino Oldani a pagina 10 sul numero 2 della Corte Costituzionale Mazzella, il quale esterna a tutto raggio, bocciando Giorgio Napolitano, promuovendo Renzi e addirittura auspicando la fine del manifatturiero in Italia. A giudicare dal titolo, Eurocrash, 50 ipotesi di incerto futuro, Armando Curcio editore, mi aspettavo un libro sui punti deboli dell'Unione Europea, scrive Oldani, e invece a sorpresa vi ho trovato una profezia universale che divide il mondo in buoni e cattivi, dove i buoni lavorano per cancellare nei paesi dell'Eurozona le attività manifatturiere, considerate capitalismo vecchio e perdente, allo scopo di sostituirle con l'economia basata sui servizi finanziari e su manufatti eccellenti di nicchia come Ferrari e Maserati, destinata a trionfare nel terzo millennio. L'autore di questo fantastico libro è Luigi Mazzella, anni 82, vicepresidente della Corte Costituzionale, intellettuale e politico, polemista consumato, scrive Tino Oldani. Prima della pubblicità, naturalmente noi ce ne frega nulla dei vincoli, scherzo, l'ultima segnalazione da Italia Oggi, pagina 14, Partito Democratico in testa anche nelle 6 regioni del sud e in tutte le province d'Italia, tranne quelle 3 là, come dice il Sole 24 Ore. Dopo la pubblicità torniamo al primo piano dei giornali che adesso abbiamo sfogliato, eppure se n'è andata già un'ora e mezza.
scrupoloso servizio, a prezzi davvero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, prima di tornare alla Padania, un'occhiata anche ad alcuni dei quotidiani online che fanno da riferimento alla nostra rassegna stampa. La notizia giornale.it apre con Chiamparino e con le regionali e le amministrative, il PD bissa la valanga europea, centrodestra cede Piemonte e Abruzzo, poi Renzi da record, ha vinto la speranza, inizi la rottamazione, dice ancora il Presidente del Consiglio. Sull'Indipendenza, il quotidiano online diretto da Gianluca Marchi, c'è appunto il commento del direttore Gianluca Marchi sul voto delle europee e i tempi duri per l'opzione indipendentista. Qualche riflessione sul voto per le europee in chiave indipendentista. Diciamo subito, scrive Gianluca Marchi, che non c'è da stare allegri. Se qualcuno aveva magari legittimamente pensato che la separazione dall'Italia di alcune aree potesse essere portata di mano a seguito degli esiti numerici del ben noto plebiscito digitale, alla luce del voto di ieri non può che concludere che la strada sarà lunga e assai difficoltosa, ammesso e non concesso che ci sia la voglia di percorrerla. Il fatto che un partito come il PD, al di là dell'effetto Renzi, tocchi percentuali del 40% in regioni come Lombardia e Piemonte, dove la sinistra statalista e centralista era data per dispersa da diversi lustri, la dice lunga sulla volatilità degli elettori padani e sulla disponibilità di una consistente maggioranza di essi a seguire il pifferaio magico di turno. Certo, commenta Gianluca Marchi, esiste un altro buon 40% di cittadini che alle urne non ci sono proprio andati, ma pensare di poterli recuperare tutti o quasi alla causa dell'indipendenza mi sembra una prospettiva irrealizzabile. Per quanto riguarda invece gli indipendentisti radicali, quelli convinti che il percorso verso l'indipendenza possa essere ripreso solo dopo o la scomparsa o la cancellazione della Lega Nord, ebbene, alla luce del 6% ottenuto da Matteo Salvini, perché lui è stato il motore del risultato, dovranno mettersi il cuore in pace. Il segretario federale leghista ha ricevuto in dono, tra virgolette, scrive Gianluca Marchi, un movimento pressoché sfasciato e, va detto, anche attraverso messaggi un po' disordinati, l'ha rimesso in piedi e posto in condizioni di camminare. Per andare dove è difficile da sancire al momento, ma la Lega è viva e anche abbastanza vegeta. Ciò vale non tanto per la sua dirigenza, i cui limiti e la cui indecenza sono sempre stati denunciati dal quotidiano L'Indipendenza, ma per alcune centinaia di migliaia di persone che non vivono di politica, ma che, se hanno in mente un'ipotesi indipendentista o autonomista, continuano, a torto o a ragione, ad affidarsi al carroccio. Il resto è onanismo mentale. A questo punto cosa abbiamo davanti? Teoricamente 3 possibilità per continuare a nutrire qualche speranza indipendentista. 3 sembrano tante, ma il problema è che ciascuna sembra di più difficile realizzazione dell'altra. Vediamole, scrive Gianluca Marchi. Primo, smettendola di inseguire la chimera che il plebiscito digitale svoltosi a marzo in Veneto equivalga a un pronunciamento codificato della volontà del popolo veneto, il referendum regionale consultivo previsto dal progetto di legge 342 che il Consiglio regionale Veneto dovrebbe discutere e votare nelle prossime settimane se non ci saranno clamorosi voltafaccia, potrebbe essere un grimaldello inserito nella corazza del malconcio stato italico. Da lì un effetto domino. Facile, tutt'altro, non solo perché bisognerà arrivare a indire il referendum veneto, ma soprattutto perché bisognerà vincerlo, il che non appare del tutto pacifico alla luce del voto di ieri. Secondo, come qualcuno ha già proposto, tutte le anime e i movimenti indipendentisti dovrebbero cercare di sedersi a un tavolo con la Lega Nord, l'unica che dispone di voti e forza organizzativa, per capire se esiste lo spazio di un'azione comune, mettendo da parte acredini e gelosie. Facile? Neanche per sogno, se non altro perché in troppi dovrebbero tacitare pulsioni personalistiche. E poi per un motivo che definirei più politico. Ho l'impressione che la Lega stia imboccando una strada più autonomista che indipendentista. Terzo punto,
fregarsene di quel che fa via Bellerio e cercare di dar vita a un movimento autenticamente indipendentista, federato e trasversale, al di sopra delle divisioni destra-sinistra. È la più complicata, scrive Gianluca Marchi, delle possibilità sul tappeto, per vari motivi: la difficoltà a individuare un leader in grado di caricarsi sulle spalle un tale immane compito, la carenza di mezzi, la atavica parcellizzazione territoriale degli indipendentisti e la loro diffidenza gli uni con gli altri. Come dice e ripete da sempre Gilberto Oneto, per inseguire il sogno dell'indipendenza, scrive Gianluca Marchi, ci vuole il consenso della gente. Il tasto di un computer aiuta a crearlo e a consolidarlo, ma poi ci vogliono i voti nell'urna, altrimenti rimaniamo inchiodati al solito onanismo mentale. Questi sono gli elementi di riflessione per i lettori. E aggiungo un ultimo discorso riguardante questo giornale online, l'Indipendenza. Qualche settimana fa avevo messo in allerta chi ci segue che la mia direzione probabilmente non sarebbe proseguita a lungo. Confermo che, a mio modo di vedere, il compito dell'indipendenza, come la concepivo io, è arrivato al capolinea. Entro la metà di giugno dovrei lasciare la direzione e con me dovrebbero lasciare anche gli amici Facco, Oneto e Bracalini. L'indipendenza però continuerà, verrà gestita da altre persone. Sono stati 2 anni e mezzo intensi, scrive Gianluca Marchi, per certi versi entusiasmanti ma anche molto difficili, soprattutto perché gestiti con risorse molto limitate. Cosa faremo noi 4 dell'Ave Maria? Ancora non lo so, di certo non un quotidiano che si metta a far concorrenza all'indipendenza nel piccolo bacino di riferimento. Più probabilmente daremo vita a un forum, un blog, un pensatoio, una rivista, chiamatelo come preferite, di riflessione e approfondimento su temi cari, ma senza l'impegno di ore e ore al giorno profuse in questo giornale per tenerlo aggiornato, avendo avuto la pretesa iniziale di farne un quotidiano. Perché il compito dell'indipendenza, come lo vedo io, sarebbe esaurito, conclude Gianluca Marchi. Al nostro esordio ci eravamo ripromessi di creare un filo rosso fra tutto il mondo indipendentista polverizzato, sperando di dare ad esso una forza politica perduta. Fin dalla convention di Jesolo, fine maggio 2012, abbiamo perseguito tale obiettivo, con la presunzione di svolgere un ruolo politico che probabilmente non spetta a un giornale, ancorché online, ma inteso in senso tradizionale. Possiamo dire di essere diventati un punto di riferimento del mondo indipendentista. Questo è il massimo che potevamo raggiungere. Se daremo vita a qualcosa di nuovo, lo faremo con caratteristiche diverse. L'Intraprendente, infine, il giornale di opinione dal nord diretto da Giovanni Sallusti, apre con l'articolo di Matteo Borghi: al nord Grillo non esiste, se alle europee è andato male, le amministrative per Beppe sono un caporetto, i suoi oscillano fra il 5 e il 9%, è il sintomo che gli elettori non si fidano del governo dei Vaffa, mentre Partito Democratico e Forza Italia lottano fino all'ultima scheda. Sull'Intraprendente, in prima pagina, c'è anche il conto di quanto i cittadini lombardi hanno perso dall'inizio dell'anno, il contatore che gira, ed è la differenza fra ciò che i lombardi pagano a Roma e ciò che torna indietro. In questo momento, oggi, 27 maggio, i cittadini lombardi hanno regalato 22 miliardi 645 milioni 468 mila euro a Roma, in più di quello che Roma fa tornare sul territorio lombardo, il famoso residuo fiscale. Torniamo però alla Padania. In primo piano c'è l'articolo di Giovanni Polli sul risultato straordinario nelle parole di Matteo Salvini. Adesso facciamo ripartire un altro centrodestra, l'analisi del voto di Matteo Salvini ieri nella prima conferenza stampa dopo le europee. È soltanto un punto di partenza, ha detto Salvini. Domani l'incontro con Marine Le Pen. L'invito a Berlusconi: se vuole il dialogo non si metta nello stesso gruppo della Merkel, ma Berlusconi ha già annunciato che lui invece entrerà nel gruppo dei popolari europei, senza dubbio. No a Marine Le Pen, ha detto Berlusconi. Venga a firmare per i nostri 6 referendum, dice ancora Salvini. Risultato straordinario per la Lega, ne vado orgoglioso. Il merito va diviso tra le migliaia di militanti che ci hanno messo cuore, anima, cervello. È un punto di partenza. Se siamo riusciti a ottenere questo risultato, in qualche mese possiamo fare di più, dice Matteo Salvini ieri in conferenza stampa. Sono contento per le mie 384.000 preferenze personali, che però sono da dividere rispetto a tutti. Sono contento per i 200.000 voti presi dalla Lega Nord al centro, sud e isole.
dimostrano che quella al sud non è stata una passeggiata elettorale. La Lega è capofila dei movimenti autonomisti. L'autonomia e la responsabilità fanno bene anche al sud, dice Salvini. A partire dall'intenzione di proseguire il rapporto con il Sud fino all'analisi del voto, il riconoscimento della vittoria del PD di Renzi, l'analisi di Salvini è stata completa e pacata, scrive la Padania. Se il centrodestra fa il centrodestra vince, se fa la stampella della sinistra perde, ha detto Salvini. Se non ha coraggio e ricambio interno, perde. La Lega è l'unico movimento in grado di far ripartire un centrodestra più serio in Italia. Se il centrodestra vuol fare il centrodestra ci siamo, se no avanti da soli. La Lega Nord intende riprendere un dialogo con Forza Italia. Offro a Berlusconi, ha detto Salvini, la possibilità di riprendere il dialogo già domani mattina, invitando però gli elettori di Forza Italia ad andare a votare in settimana le proposte di referendum della Lega Nord, tutti provvedimenti di buon senso e di centrodestra, ha detto Salvini. Se Marine Le Pen stravince in Francia ma Alfano e Berlusconi perdono in Italia, vuol dire che sbagliano ad allearsi con la Merkel. La Lega Nord esce in forza, qualcun altro esce malaticcio. Prima condizione a Forza Italia per la ripresa dei contatti, non sedersi in Europa a fianco di Angela Merkel. Seconda, offro a Berlusconi la possibilità di ricominciare il dialogo domani, ma venga a firmare insieme a me i nostri 6 referendum. Quanto ad Alfano, è un nostro alleato fedele in Lombardia e Veneto, pensavo prendesse qualche voto in più, salvandosi invece soltanto per il rotto della cuffia. Nel nord-ovest Salvini ha preso 5 volte le preferenze del ministro Lupi. Renzi ha preso voti sulla base di promesse, se le mantieni bene, se non le mantieni paghi il conto. Tra le battaglie immediate del Carroccio, da domani, ha detto Salvini, comincio la lotta per sfrattare il sindaco di Milano Pisapia. La Lega vuole essere capofila, ha detto Salvini. Non ho mai visto Milano così triste e sporca. Il PD è il primo partito in città, ma io non mi rassegno. Abbiamo 2 anni per tornare a far sognare Milano. Poi l'accordo tra Lega e Marine Le Pen, che è chiaro, mercoledì, domani, avrà un incontro con la Le Pen. I risultati delle europee dimostrano che l'euro ha solo qualche mese di vita e non di più. Salvini si è detto soddisfatto anche del risultato al nord, in Veneto, dove la Lega è la prima forza di centrodestra sopra Forza Italia, e in Lombardia, dove siamo il primo partito a Sondrio. Infine, anche in Piemonte, malgrado tutto il fango, abbiamo quasi raddoppiato il risultato delle politiche, percentuali sopra il 5%, anche in regioni più difficili come Liguria ed Emilia-Romagna, 2% anche in Lazio e persino a Roma. Sempre sulla Padania poi abbiamo la Lega al quarto posto con più del 6%, plebiscito per Salvini, a dispetto di gufi e sondaggi il Carroccio recupera voti, 5 gli eletti al Parlamento di Strasburgo, 2 a nord-ovest e a nord-est, 1 perfino nel centro, record assoluto di preferenze per Matteo Salvini. Il movimento tiene in Lombardia, cresce in Veneto, riscuote consensi inattesi in Piemonte e Liguria. Vera sorpresa dalle isole, dove batte Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà. E sempre dal primo piano della Padania, Zaia celebra la vittoria, siamo stati i primi a cambiare pelle, dice il presidente del Veneto, che si dice molto soddisfatto per il bel risultato, siamo quarto partito a livello nazionale. Alla base del successo un'idea diversa di Europa. Salvini porterà la questione della nostra indipendenza e del no all'euro. Il commento di Maroni, la Lega pronta a guidare il centrodestra, dice il presidente della Lombardia, e rilancia il modello CSU, partito bavarese. Il presidente Maroni elogia il segretario Salvini, il suo impegno grandioso, dice Maroni, successi ovunque, per gli elettori siamo un punto di riferimento. E ancora dalla Padania, l'analisi di Francesca Morandi, da Londra ad Atene, il terremoto anti-euro scuote l'Europa, il ciclone Le Pen, i francesi dicono no all'euro e all'immigrazione, e poi tornando all'Italia, 5 Stelle sotto shock, Grillo se la prende con i pensionati. Disastro Forza Italia, Silvio si aggrappa a Renzi e gli dice i miei voti ti servono. La parabola di Scelta Civica di Monti che si è estinta, vince Don Matteo, Renzi distrugge Grillo, Forza Italia e gli alleati, ma tende la mano a tutti. Poi c'è Chiamparino che ce la fa, ma non ferma l'ascesa del Carroccio, titola la Padania, e a Padova Bitonci ferma l'onda Renzi e va al ballottaggio. Il capogruppo leghista al Senato, candidato sindaco di Padova. A Bergamo Gori non passa, titola ancora la Padania, che lasciamo per andare al Corriere della Sera,
Vediamo un po' l'editoriale, forse facciamo in tempo a leggerlo, quello di Angelo Panebianco, in prima pagina ovviamente. Non prevista dai sondaggi né forse dallo stesso Renzi, l'entità del successo del PD modifica il quadro politico. Scelte e strategie dei protagonisti cambieranno. Per mettere in giusta luce quel successo e per soppesarne gli effetti occorre leggere con attenzione i risultati elettorali, scrive il professor Panebianco nell'editoriale del Corriere della Sera. 2 premesse. Non bisogna dimenticare il carattere sui generis delle elezioni europee, anche se i loro effetti sono rilevanti, determinano la composizione del Parlamento europeo, per il grosso degli elettori resta confusa la posta in gioco. Ciò spiega la bassa affluenza al voto e il fatto che le campagne elettorali si concentrino su questioni interne ai paesi, con pochi riferimenti all'Europa. Per i più, le europee sono un sondaggio che misura le forze dei partiti, si vota pro o contro il governo. In questo senso Grillo aveva ragione quando diceva che sono elezioni politiche, ma gli elettori sono liberi dai vincoli che li condizionano nelle elezioni nazionali. Non votano col portafogli, cioè non mettono in gioco i propri interessi e fanno meno calcoli di convenienza. Per conseguenza, se si recano alle urne sono più propensi a votare in libertà. Confusione sulla posta in gioco, bassa affluenza e meno vincoli di convenienza rendono le elezioni europee non confrontabili con le politiche. Raramente gli esiti delle europee anticipano gli esiti delle politiche. La seconda premessa, scrive ancora Angelo Panebianco, è che per valutare i risultati le percentuali di voto dei vari partiti possono essere ingannevoli. Occorre considerare il numero dei voti ottenuti da ciascun partito. Guardando al numero di voti raccolti, il successo del PD di Renzi è imponente, se confrontato con i risultati delle elezioni politiche dello scorso anno. Nonostante la più bassa affluenza e i minori vincoli sugli elettori, il PD di Renzi prende 11 milioni di voti errotti contro gli 8 milioni e mezzo raccolti un anno fa dal PD di Bersani alla Camera. Non ha sfondato il tetto dei 12 milioni errotti, massimo risultato della sinistra post-comunista nel 2008, ma vi si è avvicinato. Si può ipotizzare, argomenta a questo punto il professor Panebianco, che Renzi abbia attirato 2 diversi tipi di elettori, quelli convinti della sua proposta e quelli che lo hanno individuato come la diga per fermare i grillini. Se si guarda all'ottimo risultato del PD nel nord, dove la propensione al voto per il PD è scarsa, si capisce che l'effetto diga deve essere stato potente, la paura del grillismo ha mobilitato a favore di Renzi. Il principale sconfitto è Grillo. Sulla carta le europee erano per lui elezioni ideali. Propensione alla protesta soprattutto al sud e voto in libertà avrebbero dovuto premiarlo e invece registra una perdita di 3 milioni di voti rispetto alle politiche di un anno fa, 5,8 contro 8,7. La politica è imprevedibile, scrive Panebianco, e il futuro di qualunque partito sarà deciso sia da ciò che farà quel partito sia da ciò che faranno i suoi avversari. Ma considerando solo i risultati delle europee, possiamo ipotizzare che i 5 Stelle, dopo il boom del 2013, siano entrati nella fase del declino, scrive Panebianco in prima pagina sul Corriere della Sera. Grillo è riuscito a far paura a tanti. Renzi dovrebbe ringraziarlo. Senza lo spauracchio del grillismo difficilmente Renzi avrebbe ottenuto questo risultato. Da ultimo Berlusconi e il centrodestra. Il Popolo delle Libertà alle politiche 2013 ricevette 7,3 milioni di voti. Se si sommano i voti ottenuti alle europee da Forza Italia e Nuovo Centrodestra, la perdita è forte, oltre 2 milioni di voti in meno. Però, aggiungendo i voti della Lega e di Fratelli d'Italia, si arriva al 30%, è la vecchia coalizione di centrodestra. Niente di comparabile ai fasti di un tempo, ma abbastanza per suggerire che nelle prossime elezioni politiche si tornerà a una normale competizione fra PD e centrodestra con Grillo terzo incomodo. Occorre però fare 2 precisazioni, prosegue Panebianco. La prima gioca a favore della destra, la seconda contro. Precisazione a favore è che plausibilmente le astensioni hanno colpito soprattutto a destra, il che dice che la destra sulla carta ha ampie possibilità di recupero. La precisazione contro è che una sommatoria di forze eterogenee e distanti su questioni cruciali come l'euro non fa una proposta politica credibile.
Alla destra occorrerà molto lavoro per dar vita a una sintesi di cui al momento non c'è possibilità. Verosimilmente il trionfo di Renzi e la necessità del centrodestra di ricompattarsi per tornare ad essere competitivo dovrebbero agevolare le riforme, legge elettorale e Senato. Sul vincitore Renzi, conclude Panebianco, ricadono i compiti più gravosi. Apparentemente nulla può fermarlo, potrà inaugurare il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea da una posizione di forza dovuta alla vittoria e alla posizione conquistata dal suo partito nel Parlamento europeo. Inoltre ha azzittito coloro che l'accusavano di non essersi sottoposto a una prova elettorale e ha annichilito i suoi avversari interni di partito. Torneranno ad agitarsi alle prime difficoltà, ma ora devono tacere e obbedire. Renzi ha un solo vero nemico, se stesso, conclude Panebianco. Deve vincere una certa propensione all'improvvisazione, allo slogan brillante che fa apparire di semplice risoluzione problemi complessi. Deve fare per davvero il tanto che ha promesso e che ancora in larga misura non ha neanche cominciato a fare. E adesso diamo una veloce scorsa alle pagine interne, sono 21 oggi, è una cosa curiosa, 21 pagine per tutti i quotidiani, Corriere, Repubblica, Stampa, Libero, Giornale, tutti dedicano esattamente 21 pagine al commento del voto in Italia e negli altri principali paesi europei. Comunque, Renzi telefona ai leader europei, ora l'Italia punta in alto, scrive il Corriere, il capo del governo vuol far pesare il voto su politiche e nomine, noi siamo più forti delle paure, adesso la rottamazione. La fiducia del Quirinale su un governo più stabile dopo il voto. Poi c'è un'altra delle giornaliste che stanno di casa a Palazzo Chigi presso Renzi, come ci ha informato il Sole 24 Ore, cioè Maria Teresa Medi. Italicum e Senato, riemergono le riforme, il Premier conta di chiudere entro luglio e accelera sulla pubblica amministrazione. La gente ormai, ha detto Renzi, ci chiede di essere ancora più veloci di quanto noi abbiamo promesso. Per dire il vero, le promesse e le date entro le quali realizzarle sono già state tutte ampiamente superate, ma non importa, chi se ne frega. Il Premier e i primi effetti del voto sulla coalizione, titola ancora il Corriere, i nuovi equilibri nel governo, se Lupi optasse per Strasburgo, Renzi dovrebbe cambiare una casella, e poi l'intervista a pagina 5 a Walter Veltroni, grazie a Matteo si è avverata la vocazione maggioritaria, veniamo da mondi diversi ma l'idea è la stessa, lui ha quella cattiveria che io non ho saputo avere, dice Veltroni. Su Berlusconi, nonostante tutto ha ancora un'area di consenso, punterà su Marina, prevede Veltroni. Su Grillo non credo al parallelo con Marine Le Pen, il suo elettorato è più complesso. E ancora un servizio con la foto di Casaleggio, Grillo sul blog, siamo oltre la sconfitta, i parlamentari nervosi chiedono un vertice. Nel video accuse ai pensionati, 8 ore di riunione con Casaleggio e asse in Europa con lo UKIP di Nigel Farage, scrive il Corriere della Sera. Anche Prodi è tornato in piazza col PD perché ha detto Prodi è l'unico partito che c'è. Ora Matteo profitti della stabilità per fare le riforme. Con intelligenza politica potremo divenire un punto di riferimento a Bruxelles, dice Romano Prodi. Intanto Casaleggio suggerisce a Grillo il cambio di strategia, dobbiamo sorridere di più. E se lo dice Casaleggio, che è uno che sorride a tutto nastro, l'autocritica, troppa aggressività provoca assuefazione. E sempre dal Corriere della Sera, Forza Italia, tutto in discussione, Fitto prende il doppio di Toti nei consensi, Berlusconi preoccupato ma chiama Renzi, bravo, io non farò saltare le riforme. E ancora l'articolo di Marco Cremonesi su Salvini, pronti a dialogare con Silvio, dice il segretario leghista, firmi con noi il referendum, aboliamo insieme la Fornero. Se il centrodestra fa il centrodestra vince, se fa da stampella il centro-sinistra perde, se non ha il coraggio di cambiare perde, se non c'è ricambio perde. Con queste parole Matteo Salvini tira le sue conclusioni. E offro a Silvio Berlusconi, dice Salvini, la possibilità di ricominciare un dialogo. Già domani spero di vederlo entro la fine della settimana a firmare con noi i nostri 6 referendum, primo fra tutti abolizione, riforma Fornero. L'obiettivo resta quello della ricostruzione del centrodestra e io spero proprio, ha detto Salvini, che gli eurodeputati di Berlusconi e Alfano non si siedano con la Merkel, perché chi sta con la Merkel non può essere alleato con la Lega.
Una Lega dunque, scrive il Corriere della Sera, che si sente pronta a essere la capofila del nuovo progetto. Risultati a ieri, Berlusconi avrebbe dato la sua disponibilità a partecipare allo show pro referendum, anche se i leghisti prima di proclamarlo attendono qualche rassicurazione. Perché tra Berlusconi e Salvini ci sarebbero stati soprattutto i complimenti di Berlusconi al giovane leader leghista, mentre sul punto della firma dei 6 referendum i contatti sarebbero avvenuti tra non meglio definiti sherpa berlusconiani e calderoli. Quel che si apprende dalla Lega è solo che Berlusconi è arrabbiatissimo, scrive Marco Cremonesi, e noi concludiamo la rassegna stampa che per oggi è andata ancora in onda. Buona prosecuzione di ascolto a tutti da Giulio Cainarca. Salve, sono Giovanna Dalla Mondo.